Finisce 1-1 tra Castrum Favara e Paternò, un risultato che fotografa il momento difficile vissuto da entrambe le squadre, ma che soprattutto accentua la crisi del Favara di mister Terranova. I gialloblu non vincono allo stadio Broccoleri da oltre 2 mesi. L'ultimo successo interno risale al 19 ottobre contro il Ragusa. Da allora solo delusioni, prestazioni opache e punti persi anche contro avversari alla portata. Il pareggio contro il Paternò, fanalino di coda del campionato di Serie D Girone I, rappresenta un'occasione mancata e lascia l'amaro in bocca ai tifosi e all'ambiente che continuano però a incitare e a sostenere la squadra. La gara si mette subito in salita per il Favara. Dopo appena 6 minuti, Ferrandino porta in vantaggio gli ospiti, approfittando di una difesa distratta e di un avvio contratto dei locali. La reazione è lenta e poco incisiva, ma al 16° sul primo calcio dalla bandierina arriva il pari, firmato da Gueye al suo primo gol in maglia giallo-blu. Una rete che sembra poter dare fiducia, ma che non cambia l'inerzia di una partita povera di idee e di poche occasioni limpide. Nella seconda frazione di gioco, da registrare un gran tiro di piazza che termina di poco fuori. La grande occasione per i padroni di casa arriva al 59°, creata da Varela, ma il portiere, con un intervento strepitoso, evita la capitolazione. Il campo lancia un messaggio chiaro: così non basta. Castrum Favara ha bisogno urgentemente di rinforzi, di giocatori esperti e di categoria per uscire da una crisi che rischia di diventare strutturale. La società è chiamata ad intervenire sul mercato già dalle prossime settimane per dare una scossa a una squadra che oggi appare fragile e senza certezze. Ma ascoltiamo in sala stampa il mister Nicolò Terranova e il DS Vincenzo Piazza. Sì, è una squadra in difficoltà nell'organico, in difficoltà nella testa. Qui non bisogna cercare il colpevole o l'imputato, bisogna soltanto trovare le soluzioni. È chiaro che è un mercato difficile, la società ci sta mettendo anima e corpo, però oggi il mercato non è aperto, o meglio dire è aperto, ma deve avere a che fare con le società dove richiede il giocatore, quindi nessuno ha l'interesse di far retrocedere il Favara, né la società, né il giocatore, né l'allenatore. Siamo gente ambiziosa e parto sempre dalla società perché per me è parte integrante di questo progetto. È chiaro che quando i risultati non arrivano è giusto criticare, però io oggi non posso fare altro che i complimenti a questi ragazzi che hanno fatto il massimo. Avevamo 8 juniores tra panchina e 11 titolari. Abbiamo subito l'infortunio di Demin tra il primo e il secondo tempo e quindi ci prendiamo il punto che chiaramente non è il massimo di quello che cercavamo, però guardiamo con fiducia il proseguo, sperando che questa settimana cominci a arrivare qualcuno che ci possa dare una mano. Appunto, un punto muove la classifica, in un certo senso abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alla posizione di domenica scorsa, siamo un po' usciti fuori dalla zona play-out, ma mi spieghi per favore questo nervosismo, si sono commessi degli errori proprio grossolani anche a livello di semplici passaggi, abbiamo regalato troppe palle. Nei momenti difficili è chiaro che il nervosismo poi esce fuori, anche perché sbaglia il primo, sbaglia il secondo, sbaglia il terzo passaggio, poi credo che siamo tutti esseri umani e un po' ti nervosisci con te stesso, quindi credo che sia tutto nella normalità. Ripeto, bisogna trovare la serenità, bisogna completare l'organico al più presto, anche perché sono dei giocatori che hanno chiesto visibilmente una mano d'aiuto. E ti ripeto, qua non ci sono colpevoli, la società si è messa a disposizione per completare, per migliorare l'organico, però ti ripeto, è un mercato difficile per tutti. Perché gli ultra hanno contestato alla fine? Se non ci sono colpevoli, questa contestazione mi pare un po' fuori luogo. È giusto criticare, è chiaro che il tifoso critica perché è passionale.
e credo che bisogna fare un passo indietro e avvicinarsi a questa squadra piuttosto che criticarli, anche perché ci sono delle difficoltà oggettive che nessuno può negare, e quindi bisogna compattarsi, unirsi, perché con l'unità si possono superare ostacoli insormontabili. Va bene così, grazie. Una prestazione incolore, una prestazione perché è stata una settimana difficile, siamo a corto di rosa e quindi il livello, l'intensità più che altro si è abbassata, e poi la trasmettiamo la domenica in partita. È ovvio che i ragazzi abbiamo una squadra molto, molto giovane. Dire che la partita si poteva vincere perché il portiere del Paternò ha fatto un miracolo su Varela e a quest'ora si parlava di altro. La potevamo anche perdere con il palo preso dal Paternò al primo tempo, però i ragazzi hanno corso fino al 90°, Piazza è uscito con i crampi ai polpacci, non gli si può dire nulla per quanto riguarda la voglia e quello che hanno fatto oggi. Urgono i rinforzi, è indubbio che praticamente questa squadra ha bisogno di essere puntellata in tutti i reparti. Lo sappiamo, stiamo lavorando, è difficile, abbiamo qualche trattativa già chiusa, ma poi ci sono le società che decidono di lasciare o meno un giocatore, come è capitato qua a noi, e quindi noi ce la mettiamo tutta, cerchiamo di portare più calciatori possibili per rafforzare questo organico che ne ha di bisogno. Cosa aveva Demin alla fine del primo tempo? Demin è uscito a fine primo tempo a posto, dentro gli spogliatoi, dopo che si è un po', diciamo, raffreddato di temperatura, ha risentito un po' di dolore alla schiena e non riusciva a rientrare, abbiamo fatto la sostituzione. Grazie. Prego.